La trasmissione è offerta da Corpo Vigili Notturni, il tuo partner per la sicurezza. Eccoci qua, intanto un ben visto, ben arrivato, un ben ritrovato al sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti. Grazie sindaco per la tua disponibilità. Mandi Enzo, mandi sempre volentieri, sempre un piacere. Bene, allora è un comune grosso come Tavagnacco che insomma dopo Udine la fa da padrone nell'ambito dell'Interland come anche altre, ma comunque Tavagnacco è un punto di riferimento imprescindibile per l'Interland dell'Udinese. Ecco, vorrei vedere con te che cosa ne pensi della questione degli enti locali, delle aree vaste. È stata fatta questa legge sull'IDR e tutto quello che ne consegue, no? Ecco, cosa ne pensi? C'è qualcosa da fare in più? Pensi che possa decollare questo o la provincia è un vulnus troppo grande per essere, per andare a miti consigli con questa legge che pare che sia una panacea? Poi qualcuno dice ma si deve fare qualcosa di più o no? Sai, il tema è abbastanza complesso, no? E soprattutto risente purtroppo della fretta con cui è stata presa la decisione di abolire le province, nel senso che questi percorsi devono essere accompagnati da un percorso prima di tutto di carattere culturale e poi anche di adeguamento di normative, strumenti, processi, eccetera. Il fatto che noi come Regione Friuli ci fossimo trovati come l'unica regione che ha abolito le province, quindi in un contesto dove l'ordinamento di tutte le altre regioni ha mantenuto le province, evidentemente era da pensare che ci poneva qualche difficoltà, no? E probabilmente nel momento in cui venivano abolite bisognava fare un ragionamento per capire con quali strumenti in qualche modo dare garanzia e dare continuità alle competenze delle vecchie province, perché noi di solito cosa facciamo? È vero che le vecchie province avevano delle sovrapposizioni, avevano qualche volta poca chiarezza sulle competenze, cioè c'era la necessità di una riforma. Ecco. Sì. Però noi come siamo abituati prendiamo il bambino, buttiamo via il bambino con l'acqua e tutto. Invece sono processi secondo me che vanno fatti con molta cautela e con molta preparazione. Cosa penso dell'EDR? Io resto convinto che un ente di area vasta sia un ente che possa avere una sua utilità anche tenendo conto delle dimensioni che hanno i nostri comuni e della vastità del territorio. Cioè l'area vasta del Friuli storico va da Tarvisio a Lignano, no? È un'area che ha un numero elevatissimo di comuni piccoli, anche questi sono un problema. Un'area enorme. È un'area enorme. Anche i comuni piccoli sono un problema, anche questo è un tema che va affrontato, l'aggregazione dei piccoli comuni, mantenendo diciamo in qualche modo la possibilità di presidiare insomma i municipi, no? Penso non so all'area di Donia, no? Dogna, Chiusafondo, comuni tanto piccoli che hanno difficoltà anche nei servizi, nelle risorse, nel personale, cioè è vero questo, sì. Quindi bisognerebbe conciliare la possibilità di consorziare, di gestire insomma alcuni servizi in maniera condivisa, mantenendo le specificità di ciascuna realtà. E poi appunto sull'EDR probabilmente ci sono tante funzioni, adesso mi pare che abbiano inserito nell'EDR la gestione della viabilità. Sì. Ma potrebbe essere la gestione del personale condivisa, potrebbe essere un servizio di avvocatura, potrebbe essere
La cultura, per esempio, secondo me... Sindaco, diciamo che questo è un passo in avanti, ma non basta. Non basta assolutamente. Bisogna... le mezze riforme portano sempre più problemi di quante ne risolvano. Quindi se dobbiamo intraprendere quella strada lì, in tempi brevi dobbiamo andare fino in fondo. Ecco, senti, la regione in questo, diciamo così, dopo pandemia, chiamiamolo dopo pandemia perché c'è ancora qualche rigurgito di qualche altro virus che arriva, eccetera, vabbè, dobbiamo convivere, abbiamo capito. Mi pare che in fatto di turismo ha fatto il suo, sta facendo anche il suo, ma poi ci sono i trasporti e la viabilità, che qualche volta noi dimentichiamo. È vero che ci sono delle difficoltà, ma è vero che tutto è in qualche modo focalizzato sull'autostrada, sulla 4, la terza corsia, però ci sono anche altre viabilità che riguarda FVG Strade, per esempio, dove la regione ha una responsabilità preponderante. Ecco, al di là delle rotonde, al di là delle manutenzioni, tu pensi che per esempio la Gemona Sequals oppure la Pontebana, oppure anche altre, vanno in qualche modo riviste, vanno cioè, tenute in qualche modo in considerazione, perché la viabilità non è secondaria più, c'è l'autostrada, ma i pedaggi costano e. Assolutamente. Guarda, essendo sindaco di Tavagnacco, io mi concentrerei sulla Pontebana. Ecco, che ce n'è già abbastanza. In grado di esprimere una valutazione sulla Gemona, però sulla Pontebana sì. Devo dire che, per esempio, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto un ragionamento molto interessante, un percorso molto interessante con Udine, Tavagnacco, Reana e Tricesimo, perché riteniamo che questo tratto della Pontebana sia un unicum per tutta la regione e un valore per la zona di Udine, per l'intensità, insomma, la densità di imprese che insistono su questo tratto, ormai non più vocato soltanto al commercio, ma alla ristorazione, ma al divertimento, anche una grande residenzialità, perché la residenzialità, sì. ma anche parecchi servizi ormai su questo asse insistono anche parecchie strutture che offrono la possibilità di coworking per parecchie aziende innovative. E devo dire che abbiamo trovato ascolto nella regione, sia nell'assessore Pizzimenti, con il quale abbiamo un dialogo aperto e significative prospettive, sia con l'assessore Bini e sia con l'assessore Zilli. Quindi il rapporto con la regione è un rapporto in questo momento piuttosto strutturato, intenso, e devo dire che abbiamo avuto ascolto dalla regione, per cui adesso noi pensiamo di proporre uno studio su questo tratto della Tresemane, prefigurare quale sarà la vocazione da qui a 5-10 anni e poi infrastrutturarlo. La regione, in particolare l'assessore Pizzimenti, ci ha assicurato anche uno studio, un interesse della regione di tutto il tratto della Pontebana praticamente da Udine fino a Gemona, e anche questo è un tema interessante, legato anche alla viabilità ciclabile, perché tu accennavi al turismo. Noi siamo una terra che in fatto di turismo può dare infinitamente tanto, no? Sì, abbiamo tutto, mare, montagna. Abbiamo tutto, ma l'Alpe Adria, noi abbiamo frotte di turisti che attraversano Tavagnacco in bicicletta, e quindi il turista che attraversa si ferma, magari fa alcuni acquisti, pranza, dorme. Quando ritorna, no? Perché vede il posto. C'è una ricchezza straordinaria, insomma, per cui anche completare il sistema delle ciclabili, avere un'offerta, anche una presentazione di questa offerta turistica adeguata anche sui siti, diventa importante, insomma, diventa fondamentale. E anche qui devo dire che l'assessore Bini, insomma, ce la sta mettendo tutta, insomma, per portare avanti questo discorso, assolutamente.
questo è importante. Ecco, senti, facciamo un salto in alto e andiamo fino alla regione. Cosa pensi di Draghi? Mi pare che si sta comportando da leader europeo più che Ma nazionale, no? In io, mano la sì, palla, sì. ormai siamo tutti con lui e quindi si va. Guarda, io quando ho saputo dell'arrivo di Draghi, devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo, Mm, perché ecco, mi spiace essere così franco, ma non vedo nell'orizzonte dei leader che abbiamo disponibili mm. in tutti Gli in tutti gli schieramenti, diciamo. schieramenti politici, delle persone che abbiano una credibilità a livello europeo, a livello nazionale, pari a quella di Draghi. E Mm. quindi mi auguro che lo lasciino lavorare almeno per 2 o 3 anni, che il suo orizzonte sia un orizzonte un po', diciamo, tale che gli consenta di portare a casa le riforme che sta portando a casa. E mi pare che si stia muovendo in maniera veramente È eh, autorevole, molto. molto autorevole, poche parole e tanti fatti che Siamo purtroppo. contenti di essere italiani in questo momento, ecco, Sì, perché sì, non ne ecco. E prendiamo, io mi siamo auguro che l'Europa. invece gli schieramenti politici ecco, ragionino un po' sulla loro ragion d'essere, insomma, utilizzino questo tempo non tanto per distinguersi da Draghi o per acquisire consenso facendo le loro uscite o insomma facendo opposizione, ma quanto ristrutturando Eh, campi politici che devono essere avversari, ma che devono riconoscersi in legittimità l'uno con l'altro, perché la democrazia è una democrazia eh, dell'alternanza. ricostruire un po' la classe dirigente. Bisogna Sì, ricostruire la cassa dirigente. Ecco, questo è un tema, uno dei temi più grandi e anche uno spessore politico, cioè qui abbiamo una lista civica, ma sì. io sono un vecchio ormai democristiano. Mm. Ma dov'è la mia area politica? Dove sono gli ideali in cui credo? Quale schieramento oggi è in grado di rappresentare quella che è stata la storia politica di Sturzo o delle persone che si riconoscono Insomma, tu sai che ho fatto anche un libro che uscirà fra poco che riguarda Moro e io sostengo che dopo una politica, diciamo così, pedagogica di Moro c'è stata una politica, diciamo così, demagogica e stiamo soffrendo perché in qualche modo il ragionamento è un po' in più, no? Non dai fastidio a fare questo ragionamento. Invece va fatto, bisogna perdere del tempo a fare del ragionamento per andare avanti. Insomma, mi pare sia stato molto chiaro. Senti, chiudiamo questa bellissima chiacchierata con un evento che magari c'è a Tavagnacco, un evento. molto volentieri. Allora, il Fulvio, primo evento che abbiamo adesso sarà il 10 luglio, il passaggio del Giro Femminile d'Italia. Quindi è perfetto. un evento, è la prima volta che succede. Abbiamo avuto una prima volta l'anno scorso quando è passato il Giro Maschile d'Italia. Quest'anno abbiamo il Giro Femminile d'Italia. Il 9 sera avremo la notte, ovviamente la notte rosa, quindi io invito chi ha la possibilità a venire a Feletto, sarà a Feletto, Sì. una serata di festa, una serata dove insomma tutti i nostri esercizi saranno aperti, mentre il 10 mattina avremo qui la carovana rosa e avremo qui la partenza di una delle tappe significative del Giro Femminile d'Italia. Insomma, Perfetto. con Bene, e grande noi ci saremo. piacere. E noi ci saremo, noi ci saremo. Ti Perfetto. ringrazio, Borino, grazie per la tua disponibilità, anche franchezza di giudizio, perché di questi tempi abbiamo bisogno anche di questi apporti come il tuo. Grazie ancora e in bocca al lupo a te e a tutti. Grazie Enzo, grazie a te, Mandi. Saluto Ciao. tutti gli Ciao. ascoltatori. Mandi. Mandi. La trasmissione è stata offerta da Corpo Vigili Notturni. Il tuo partner per la sicurezza.